È ufficiosa la nuova composizione del Consiglio Comunale di Agrigento. La certezza per gli eletti si avrà solamente al termine del ballottaggio per la scelta del nuovo sindaco. Se dovesse vincere l'uscente Marco Zambuto non scatterà il premio di maggioranza, cioè 18 consiglieri su 30. Le liste che appoggiano l'antagonista Totò Pennica dopo il voto del primo turno hanno già superato il 60% delle preferenze. Il candidato sindaco di Epolis ha chiesto e ottenuto l'aiuto e l'alleanza di Futura Libertà e del Movimento per le Autonomie, i due partiti serbatoi di voti che nel primo round hanno sostenuto Mariella Lobello a sindaco di Agrigento. A Sala Sollano di Palazzo dei Giganti si siederanno 19 consiglieri collegati alle liste di Pennica, soltanto 9 fedelissimi di Marco Zambuto e 2 consiglieri del Partito Democratico. Il Popolo della Libertà, primo partito ad Agrigento, avrà 5 consiglieri comunali: Geraldo Alongi, Alfonso Mirotta, Alessandro Sollano, Andrea Cirino e Giuseppe Di Rosa. Altri 5 seggi dovrebbero andare all'MPA, terzo partito della città: Aurelio Trupia, Francesco Picone, Gianluca Urso, Riccardo Mandracchi e Alfonso Vassallo. Il partito di Grande Sud sarà rappresentato in consiglio da 4 consiglieri: Gerlando Gibilaro, Simone Gramaglia, Alessandro Patti e Nino Cicero. Futuro e Libertà avrebbe 3 seggi: Salvatore Lobue, Daniele Vita e Carmelo Settembrino. Cantiere Popolare potrà contare su 2 consiglieri comunali: Giovanni Civiltà e Lillo Pisano. Il Patto per il Territorio avrà 5 consiglieri comunali a Sala Sollano: Francesco Messina, Michele Mallia, Luca Spinnato, Angelo Vaccarello e Cinzia Puleri. L'UDC prende 4 seggi con gli eletti Nino Amato, Gerlando Galante, Giuseppe Miciche ed Ennio Saeva. Il PD sarà rappresentato da Marco Vullo e da Angela Galvano. Nel frattempo il coordinatore provinciale del Popolo della Libertà, Nino Bosco, ha voluto ringraziare l'avvocato Daniela Catalano per come ha rappresentato il PDL nella prima fase della campagna elettorale, contribuendo con il suo impegno e dedizione all'ottima affermazione del partito ad Agrigento, determinando il superamento del primo turno al candidato sindaco Totò Pennica. Settimana decisiva dunque per l'elezione del nuovo sindaco di Agrigento e del Patto per il Territorio di Agrigento di Piero Macedonio e Riccardo Gallo invita tutti ad abbassare i toni dello scontro. I rappresentanti del movimento politico ritengono che i 2 candidati, Pennica e Zambuto, meritino uguale rispetto perché entrambi sono professionisti, rispettabili e dignitosi che mettono la loro presenza e i propri sentimenti al servizio della gente. Il Patto per il Territorio spera che vinca il migliore per il bene di Agrigento.